Ancora quello stupido sogno. Sono giorni ormai che vedo le stesse cose. A stento riesco a distinguere la realtà dalla finzione, dal sogno. E in base a cosa pensiamo di essere vivi ogni giorno? In qualsiasi momento tu sei proprio sicuro di avere gli occhi aperti, in realtà potrebbe essere un sogno. Potresti svegliarti all'improvviso. Angela! Ma non resterò immobile, c'è della merda da fare e soltanto io posso farlo. Un tempo gli esseri umani alla vista della luce pensavano di essere di fronte a una divinità, ma il fatto che io abbia acceso questa luce in questo momento e che possa controllarla in questo modo vuol dire che io sono un dio. No, porto la luce, nemmeno. Però c'è qualcosa che porto, la giustizia. Where the fuck is the real? Qualcuno doveva liberare il mondo dalle ingiustizie del mondo nel mondo. E soltanto io potevo fare tutta questa merda. No, ti sbagli. Siamo noi insieme a fare questa merda. Tu non sei altro che un bug nel mio database. Un base bug. Non sei reale. Ok, scusa, me ne vado allora. Chi mi dice che sei io ad aprire la porta e non che la porta sia ad aprire me? Chi sei tu davanti ai miei occhi? Cos'è che fai per convincerti di essere reale? Hai fatto un risolto. Cosa hai detto? Che fu? Non sei reale. Ma se per puro caso tutto quello che sto facendo dovesse servire a qualcosa, beh, allora riuscirà a salvare Ragazzi, sono veramente un altro euforico. dei milioni di bug del mio sistema criptato e database Bebop. Io e te siamo una cosa sola. Non dubitare di me, io so quello che deve essere fatto. Ma adesso, che stai facendo? Quello che deve essere fatto. Sto hackerando l'FBI. Scrutando fra i file segreti del portale della segretaria, sono riuscito a ricavare la password dell'IP e il server XD45 Pluto Macro Mickey Mouse. Uno script così semplice lo potrebbe creare anche il mio piccolo fratellino di 80 anni. Hai fumato, andò? E, tenga un poco, tu no? Sta bene, ho fatto.